Buongiorno, martedì 18 luglio, la tribuna di Treviso, partiamo dalla pagina trevigiana, banche, il carovita erode i risparmi dei trevigiani. Secondo i dati Istat di aprile nella Marca cala il valore medio del conto corrente nei depositi, il saldo è di 22.529 euro, 500 in meno di 12 mesi fa. Finisce in manette il ladro dei ristoranti del centro, aveva rubato più cose in alcune osterie e in altri negozi, altri esercizi, insomma è stato messo agli arresti domiciliari. Una decina di malori per il caldo nella Marca, ma anche di più. Laboratori tessili senza sicurezza, la Guardia di Finanza ne sequestra 2 laboratori cinesi. Vediamo anche la Terna rimuove 245 tralicci, la bonifica è partita da Mogliano, ne avevamo parlato anche noi qualche giorno fa su Notizie Plus. E vedete che rispunta Tony Hadley sulle mura, 36 anni dopo il concerto Massa, sarà a Suoni di Marca questa sera. Vediamo un pochino, andiamo a vedere anche il Gazzettino, frena l'inflazione, incognita grano, il costo della vita scende dal 7,6 di maggio al 6,4 grazie al calo dei prezzi dell'energia. Ma lo stop di Putin all'intesa con l'Ucraina sui cereali fa temere nuovi rincari al consumo, ma queste sono le notizie nazionali. Migranti no hub e tendopoli, i sindaci nella cabina di regia, Zaia, protocollo congelato e insomma non coinvolge i comuni, finora esclusi, però Zaia punta i piedi su questa cosa, lo sappiamo. Dopo l'orso lo sciacallo avvistato nel Trevigiano, questa è la fotonotizia anche con la foto, poi anche noi ne parlammo, facciamo spesso gli approfondimenti su questi temi. Cane guida e padrone cieco nella morsa di 2 alani, questi sono casi da tenere in considerazione e da controllare. Sul Corriere del Veneto, la tempesta di caldo, i sindacati chiedono la cassa integrazione per gli operai edili, è una situazione molto difficile, condizionatori in pane, raffica di chiamate, molte persone si trovano veramente in difficoltà. Migranti, il Viminale sta con me, accoglienza diffusa, il governatore Zaia spiega, protocollo approvato da Piantedosi e la campionessa di danza morta in un incidente tra ragazzi, aveva solo 16 anni, vedete che c'è una bella foto che la ricorda qui in prima pagina del Corriere del Veneto, stretta sui plateatici, 23 sospensioni. Si parla di Venezia, come si parla di Venezia, il caso delle bricole che nessuno vuole illuminare. E un'occhiata la diamo anche alla pagina veneziana, eventualmente, eccola qua, la pagina veneziana di Notizie Plus. Caorle, 2 donne e un minore arrestati per furto, tra l'altro una delle 2 era anche incinta. Casale, questa è Treviso. Poi vediamo un pochino se ci sono notizie che vengono anche dal Veneto. Economia circolare, la regione firma un nuovo protocollo per la sostenibilità edile e comunque in ogni caso poi voi potete andare a vedere tutta la pagina e estrapolare le notizie che più vi interessano della provincia che preferite su Notizie Plus. È tutto.